Un saluto a tutti e benvenidos a questa puntata nuova de Noesis Filosofia in Sardu. Oggi faidamos della filosofia dell'umanesimo rinascimento, una filosofia appunto sa nascita, potremmo narrare, della filosofia moderna. De solito, quando faidamos de edade de mesu, faidamos de un'edade che parti da rutta dell'impero romano di Occidente, a partire da su 476 appustisi di Gesù Cristo, fino all'ompere proprio a sasi scopertas geograficas e sta a narrare proprio che, secondo l'istoriografia tradizionale, signa da s'incominzo dell'edade moderna. De solito os istoricos parzin s'edade de mesu in edade de mesu arta e gussa bascia. S'edade alta o alto medioevo, come è ben definito appunto, anda da sa ruta dell'impero romano di Occidente pruso manco a Sannu Milli e poi s'edade de mesu de basciu, podemos narregasi, anda da Sannu Milli pruso manco fino a su 1492, che è stata data convenzionale appunto della scoperta dell'America, del mondo nuovo, pro amore di Cristoforo Colombo. Questa è una parzitura cronologica che nos azzua da contestualizzare fino a su penso filosofico. Sa filosofia dell'edade de mesu, pruso manco in sa puntata precedente che abbiamo già affrontato, per tocca da sa patristica e sta a narrare sa filosofia de sol babbos o de sa Grecia, e poi si appustisi bestisi scolastica, che appunto per tocca da questo rapporto istrinto che beste intre sa vita e sa resone. Si esponente principale della patristica fia da Agostino de Ipona, l'esponente principale, uno dei suoi esponenti principali di scolastica, è di sicuro Tommaso de Aquino. Venendo invece a faidare dell'edade moderna, e ducasa de cussa chiesta sa filosofia umanistico-rinascimentale, prosugui per tocca da non solo l'ambito italiano, ma vinzas a livello europeo, va a narrare calincunas cosas proprio ponendo in relazione sa chieste sedade de mesu con cussa chieste sedade moderna, appunto. S'edade de mesu è caratterizzata, può essere un'edade in cui vivuti su teocentrismo e sta a narrare sa presenza de Deus in tutta la società. Deus fu a su centro di ogni attenzione della società. Sa teologia fu sa disciplina po antonomasia in quest'epoca. Venivano studiate le sette artes liberales de su trivio e de su quadrivio. Ducas vivuti proprio un'attenzione massima po tutte queste problematiche teologicas e su mondo fu concepito ponendo Deus a su centro. In sedade rinascimentale, in sedade appunto moderna, incominciano a mudare le cose, in su senso che da una concezione teocentrica si passa a una concezione, potremmo narrare, antropocentrica, in cui non beste più il Deus a su centro dell'universo, a su centro dell'interesse dei homines, ma beste proprio l'omine. Homo faber fortuna ipsius, o ipsius fortune, che narrare che l'omine est artefice del suo destino suo, e sta a narrare che l'omine est appunto a su centro dell'attenzione e del studio. L'edade moderna si caratterizza da può essere appunto l'edade delle scoperte geografiche, un'economia belta, un vago in contrapposizione a questa che fu di un'economia serrata propria dell'edade de mesu, e secondo l'istorico Burkhardt, ecco, isso va che questo storico una distinzione tra le due paraulas, intendendo pro umanesimo un momento filologico letterario caratterizzato dai interessi pro la filologia, si via da Vinza San Lorenzo Valla, che ha dimostrato falsa la donazione di Costantino, e sta a narrare che la Grecia rivendicai di terrenos o territorios o mezzos proprio grazie a questa donazione, che poi
chi poi Lorenzo Valla ha dimostrato essere faddida, falsa appunto, grazie a proprio a si studio filologico, e sta narrare si studio scientifico de so stesso. Ducasa, oltre che questo, su manesimo un momento amolnato filologico letterario, secondo lo storico Burkhardt, e finza sa considera da questo periodo sa torrada podimo narrare a sos autores classicos, grecos e latinos. Ducas abeste proprio questo torrare a sos autores classicos, sia grecos che latinos, ma vinzas autores e filosofos come Platone e Aristotele. E pro il Rinascimento, invece, su Mattessi Burkhardt, narra chi est su momento filosofico e scientifico, caratterizzato da una maniera noa de tenere in considero s'omine, sa natura e Deus. Tu cosa fai che questa parzidura? È chiaro che questa puru è una parzidura convenzionale, si può essere di accordo o non di accordo con questa impostazione. In medio stat virtus, come si narra, o mezzo o sa verità sta in mezzo, in su senso che è chiaro che questo periodo è stato un periodo di sicuro con un distacco rispetto al suo Medioevo, conforme al suo Medioevo, e ducas a sedate de mesu, ma il vero puro che forse si bisogna vinzas elementos de continuità, non besti un distacco netto, un distacco netto. È chiaro che le interpretazioni storiche sono medas, ma noi in questa sede non nos importa da approfondire questi aspetti. Nos importa invece narrare queste che sono le caratteristiche principali di questa edade. Una delle cose motivos ricorrentes di questa epoca è questo del su ritorno al principio, tornare al suo principio. Ite che narrare questo tornare al suo principio, che narrare, tornare a questa, possiamo narrare, purezza delle origini, e questo tornare a suo principio si vede in ambito filosofico, proprio con su tornare a sos autores classicos, lo vediamo in ambito politico, sa figura di Niccolò Machiavelli, e ducas a tornare a sas primas comunidades, lo vediamo vinzas in ambito religioso con sa riforma di Martin Lutero, e ducas a Lutero che queria tornare a sa purezza de sas primas comunidades cristianas. Sas primas comunidades cristianas e ducas a condannare in qualche maniera sa chi vudi sos chi vuni sol males de sa Grecia, come appunto su concubinau, sa vendita de sas indulgenzias, issu e tutto Lutero in sas 95 tesi che ha appiccato in sa cattedrale di Wittenberg in Germania, appunto, ha condannato con queste 95 tesi sas indulgenzias ecclesiasticas, e ducas s'este posto in maniera aperta contro a su Papa, e per questo è stato iscommunicato e ha fondato su protestantesimo, sul luteranesimo, che consiste proprio in questa religione, in questa forma narimoso de confessione, che viede solo due sacramentos contra sos 7 sacramentos ecclesiasticos, viede a su manco contempla la possibilità de sos pedris de si cogliare e ducas s'idea de su sacerdozio universale, e gasi a sigere. Tutto sa dottrina luterana è chiaro che non è questa sa sede per approfondire, però giusto può dare s'idea che è un'epoca nuova in cui queste cose incominciano a mudare. Un'altra cosa che mi viene da conca è l'utilizzo impreo della lingua volgare contro su latino, che vuol dire la lingua della Grecia, la lingua della cultura. Dunque, tutto questo sono elementi di novità che caratterizzano questa epoca. Uno dei suoi libri che ha agattato, che ha vinzas impreau, quando appunto fui studente universitario, è questo di Ernst Cassirer, da esumanesimo all'illuminismo, che è un classico di questa epoca, e dunque un libro di importumanno vinzas
commente introduzione, commente non data un luogo su clima de quest'epoca e fa che una rassegna della problematica principale che andano proprio da sedade umanistico-rinascimentale vinza all'ompere all'illuminismo, un'altra tappa de fondamento dell'istoria de su pensu filosofico. Ducas a beste vinzas si cherimus agattare un'altra contraddizione o su mancus un'altra differenza mezzo intre edade de mesu e edade umanistico-rinascimentale, edade moderna est appunto questa vita attiva propria dell'edade moderna contrapposta a sa vita contemplativa propria dell'edade de mesu. Amos faeddadu vinzas o accennadu, mentovadu questa disputa chi beste intre platonicos e aristotelicos, ca Platone e Aristotele sono un pagu lamolgianatus, il babol mannos della filosofia antica, e intre sos platonicos ammentamus Niccolò Cusano e intre sos aristotelicos Pietro Pomponazzi, chi sono duas figuras prus eminentes de questo periodo. Quindi sono vinzas atteras, Marsilio Ficino, appunto, intre sos aristotelicos podimus ammentare vinzas Cesare Cremonini, vinzas intre sos aristotelicos minores. Padua, chi est appunto questa città, chi est un pago sul centro dell'aristotelismo, est di sicuro l'Università de Padua, meda di importo. Cusanu, il nodidu supredottus, può aver scritto un'opera intitolata De Docta Ignorantia, isso assumizza da suo rapporto intre somine e Deus a un poligono iscritto a intro di una circonferenza. Aumentante sollattos, su poligono si accosta a sa circonferenza, ma non si identifica da con issa. A sa matessi maniera somine si potete accostare a sa perfezione de Deus, ma non si potete identificare con Deus. Cusanu est d'importu pros idea noa di universu vinzas, bidu comente illimitadu, sena centru né periferia. E questa attenzione est un azzardo quasi, est appunto essere un pagu attrividos, poite insomma, sostenere questa tesi non fu di proprio una cosa facile in questo tempo. E per su motivo, per su quale, la Grecia ha creato ancora, in questa che fu della dottrina aristotelico-tolemaica, in cui l'universo fu di finito, e fu di un qualche cosa de delimitato. Tu casa già incominciare a pensare a un universo infinito fu di quasi una eresia e ducas lo paragonare a s'infinitade e bontate de Deus. E per questo, appunto, quando le cose andano innanzi, pensiamo vinzas e la dimos tra pago a sa figura di Giordano Bruno, isso ha pagato con sa vita questa concezione noa dell'universo. Ovviamente è chiaro che questa concezione dell'universo bidu comente infinito, comente illimitato, è una concezione concepita proprio sopra di una base filosofica, non ancora Galu sopra di una base scientifica, come ad essere pro Galileo Galilei, che si fonda da sa filosofia sua, su penso scientifico suo, sopra desa matematica, desa matematizzazione desa natura. Difattisi, questi primos filosofos tenen un approccio a sa natura di tipo qualitativo e stanno a che si leana in considerus as calidades desas cosas, no galus as quantidades. Come dimos un pago de spiegare mezzo su questo aspetto. Un'altra cosa importante pertocca da sa dottrina desa doppia veritade, desa veritade doppia, e questo lo dimos in Pietro Pomponazzi, aristotelico, chi fa edda de un ordine necessario de su mondo, e fa che sua proprio questa dottrina della doppia veritade, che una tesi potete essere a suo matessi tempus vera in filosofia e falsa in teologia e viceversa, insomma. Si opera da gasi una separazione, una parzitura intre sa vide e sa resone. Fides et ratio, una problematica che amo già io quando amos affrontato sa filosofia dell'edade de mesu. Un altro elemento che vale la pena mentovare è proprio vinzas sa magia,
Sa magia biede sa natura commente animada e commente calchi cosa chi si può voltare a piaghere des omine. Promedio de incantesimos, chi selbine a domare sal forzas naturales e ducas sa magia dene proprio questa funzione. Non è ancora chimica, ma è alchimia, è qualche cosa ancora del noi scientifico, che ha detto bene basato sopra questa idea del panpsichismo e sta narrare de universale animazione della natura. Invece, con su naturalismo rinascimentale, chi dene de tres esponentes, Bernardino Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Campanella, sa natura bene studiata iuxta propria principia, secondo os principios suos. Purusi in Bruno bidimos una torrada a sa magia, un torrare a su panteismo, abbiede sa natura come tutta animata e sa natura si identifica con Deus e con somine, dunque s'abbeste proprio una concezione panteistica, tutto il Deus e ducasa Deus benebidu come una forza immanente che è in su mondo, non come una forza trascendente. Pur così la mosabiere trapago Bruno vaghe finza una distinzione entre Deus mens super omnia, trascendente, supra de totus cosas, e mens insita omnibus, chi narrare chi est presente in totus cosas. Ducas, po torrare a su naturalismo rinascimentale, bidimos questas tre figuras in maniera lestra, chi sono proprio Telesio, Bruno e Campanella. Telesio, questo filosofo, nasce in su 1509 e morì in su 1588, ducas est un nomine proprio de su chimbigentos in tutto il prodotto, nasce, vive e morì proprio in questo secolo, e sa natura pro Telesio poteva essere spiegata con due principi, su caldo e su frittu. Su caldo dilata sos corpos e su frittu lo scondensat. A questo due principi si annanghe de sa massa corporea chi subiti s'azione di uno e desatteru. Telesio critica puru sa fisica aristotelica, ma sa fisica sua podimo narrare che si mantiene galu supra di un piano qualitativo, de sas calidades appunto, e sta a narrare che non è una fisica scientifica fondata a galu supra desa matematica. Però tocca da Vinzas a apprezzare si sforzo da parte di Telesio proprio di spiegare sa natura con sos principios suos, sena tornare a cramare in causa sa magia. Sas cosas cambiano, mudano con Bruno. Vol fatto abbiere questo libro di interesse umano che è sido qualche anno a Como, Le fiamme e la ragione, su giornalista Corrado Augias ha fatto proprio una rappresentazione finzas a televisiva sopra questa opera, sopra la figura di Giordano Bruno, iscrive appunto questo libro e torna a fare una sorta di rassegna di quella che è stata la vita, la vicenda filosofica e la vicenda biografica di Giordano Bruno, una figura di importo umano pro la filosofia moderna. Bruno nasce in su 1548 a Nola, in Campania, e morì proprio in su 1600, cifra d'unda, potremmo narrare, pro la precisione, su 17 de Vrealzu de su 1600. A Campo dei Fiori in Roma, beni di Brugiau, da sa Inquisizione, e ducas Bruno assume proprio questa figura eminente della filosofia moderna, proprio che ha osato contestare tutta questa impalcatura ideologica, questa impalcatura, potremmo narrare, finzas filosofica, propria dell'aristotelismo, prospettando una visione nuova dell'universo e della filosofia. In Bruno beste, come abbiamo già accennato, una torrara a sa magia, isso in sopera degli eroici furori, desos eroicos furores, concepi di sa natura commente bia e animada, su principio proprio che abbiamo già nato del panpsichismo universale, sa universale animazione della natura, appunto. Pan, tutto, in greco, psiche, appunto, anima,
e ducasa proprio questa concezione che è propria finza da Giordano Bruno. Ducasa sa natura è qualche cosa delle aree di assalto, non è qualche cosa di studiare in maniera paccata. Difatti si finza su testo di Bagnano Fornero, che è appunto un testo impreato in sasi scuola, appunto, e non solo, finza sull'università, si spogussu, narra in sostanza che ha suppaccato un naturalismo de Telesio, beste proprio questa concezione della natura di Bruno, una natura delle aree di assalto. Eroico furore, appunto, eroico bene da su greco, eros, e indica da su concetto platonico de amore, bene contato appunto in su mito de Ateone. Ateone che anda a cazzare Diana, dai cazzatore, diventa da cazzato, narra da praticamente questo su mito. Questo mito è questa metafora desanima des uomini che anda ad inchilca desa natura e diventa da isso e tutto natura. In questo senso Bruno si può dare, come abbiamo nato, del panpsichismo. Come abbiamo mentovato prima, Bruno tiene questa concezione duplice di Deus. Forse questo tornare a Deus come trascendente è quasi una nostalgia, una cosa nostalgica come tenere quasi nostalgia della trascendenza di Deus, che isso lui è appunto come mens super omnia, ammonnato, Deus ubidu come trascendente, ma vinzasa, e non che ista da subantismo so, e ista da sa concezione immanentistica, come mens insita omnibus, da su latino che rennar chieste qualche cosa de presente in tottus as cosas. De sicuro intuizione prolmanna che attento Bruno in ambito cosmologico este gusta de infinidade des universu e pluralidade des mundos e abitabilidade issoro. Pluralidade des mundos bisogno metamundos e sono vinzasa beste sa possibilità che siano abitabiles e che siano appunto abitantes in questo mondo. È chiaro che questa, come abbiamo nato, fu di una concezione temeraria pros epoca e questo l'este costato sa vita. Queste intuizioni filosofiche tornano utili finza prosa nascita di scienza moderna. Proserrare un vago sopra della figura di Bruno, è chiaro che è stata una personalità meda complessa, fu di un monaco domenicano, ha girato un vago in tutta Europa, poi è stato denunziato dai suo patrizio veneziano Giovanni Mocenigo a Inquisizione e Ducas poi ha subito sa persecuzione, è stato in prigione e poi è stato appunto bruciato in Campo dei Fiori a Roma in su 1600. Ducas in tresas operas pruso di importo, oltre a sos eroicos furores ammentamus lo spaccio della bestia trionfante, la cabala del cavallo Pegaseo, l'asino cillenico. Sunt tutte operas finzas che sono in qualche maniera impreadas di una satira anticristiana. Si narra finzas che Bruno, quando è stato presentato Gesù Cristo in rughe su crocifisso, prima di morrere, ha leato proprio sa gara, che il cante proprio de narimoso este proprio molto da impenitente, e Ducas è stato finzas elevato come simbolo della libertà de pensu e de paraula. Queste finzas sono un monumento in Campo dei Fiori a Roma che appunto una statua che rappresenta proprio la figura di questo filosofo. Per acabare con il suo naturalismo rinascimentale, faidamoso finzas de un'altra figura, che è questa di Tommaso Campanella, l'ultima figura del suo naturalismo, nascido in su 1568 e molto in su 1639, il suburo insistiti sopra la universale animazione delle cose e pensa che la conoscenza sia fondata sopra della sensibilità. Dunque, la sensibilità è una parola crae della filosofia di Campanella. Considerando la conoscenza razionale come celta, pagozelta e affidabile, appunto. Dunque, la conoscenza che è più affidabile è la conoscenza sensibile. E il nodi da sopra sua
finza intitolata la città de su sole, la città del sole, in è teorizzata una città utopica ideale dominata da esa comunanzia de solbenese a sa maniera de Platone e in sa formazione educativa de sospizzinnoso si funda supra su principiu de s'imparare giocande. Ca solo giocande si imparano tutte le scienze. Dunque, questo è veramente in maniera metasintetica sas chi sono sas tre figuras pro d'importu de su naturalismo rinascimentale. Vidimos come unu pagu sa naschida de scienza moderna. Duos testos chi deo apo leadu in consideru, apo leggido, apo studiato, di sicuro beste questo testo de qualche anno a como di professor Giancarlo Nonnoi dell'Università de Casteddu, Saggi Galileiani, in cui appunto professor Nonnoi, un docente appunto di storia desi scienza dell'Ateneo Casteddaggio, fa da proprio della figura di Galileo e di questo che sono i studi scientifici suos. E poi un'altra opera di sicuro di importo umano è su dialogo sopra soldo al massimo sistema del mondo e sta a narrare sul sistema aristotelico tolemaico e sul sistema copernicano che Galileo appunto studia da narimos in quest'opera a esponere sono tesi pro e contra a suno e a satira dottrina. È chiaro che Galileo è sostenitore del copernicanesimo e ducas della concezione eliocentrica desi scienza contra a sa concezione geocentrica chi fu di propria de Aristotele e Tolomeo. La rivoluzione scientifica, i test prima di tutto, la rimoso che da un punto di annoto cronologico, la rivoluzione scientifica comincia con sa data di pubblicazione de Revolutionibus Orbium Celestium de Niccolò Copernico, e sta narrare tradotto, voltato, sa rivoluzione desos corpos celestes appunto, tuccasa est questa una vagosa traduzione, che è stata pubblicata quest'opera di Copernico in su 1543 e si serrada sa rivoluzione scientifica in su 1687 sta a narrare con sa data di pubblicazione de sos filosofie naturalis principia matematica de Isaac Newton. Sa natura non è proibita come animata, ma come ordine oggettivo, causale, relazionale. Si scienza sperimentale est sperimentale e matematica e Copernico, che è la prima figura della rivoluzione scientifica, nasce in su 1873 e mori proprio in su 1543, anno e tutto di pubblicazione dell'opera sua De Revolutionibus. Si può narrare che comincia a ponnere scientificamente in forsisi sull'universo aristotelico tolemaico, basandosi sopra calculos matematicos e considerando esa terra non prusu sul centro dell'universo, come abbiamo già detto, ma come un pianeta che parisi a sosateros pianetas inghiriada in tundu a su Sole. Su limite della dottrina copernicana è scussu de concepire Galus universo come cungiadu e unico. Posurestu Copernico ad abbeltu proprio questa prospettiva matematizzante, fondandesa tesi sua sopra calculos matematicos, est pervennido proprio a questo concetto, principio de semplificazione della natura, e ducas est resu conto che invertinde, tornando a voltare sul rapporto intre su chelu e sa terra, fu di possibile spiegare meda fenomenos a livello cosmologico. Galileo sighi di un vago questa strada che ha già abbelto Copernico. Copernico, per esempio, fu di un ecclesiastico, fu di un canonico,
Galileo fu di un cattolico praticante, fizza sua, Suor Maria Celeste Sinariada, fu di Monza, appunto, e ducas a vivido proprio in un contesto come credente, come uno che appunto crede in Deus, però Galileo lui dimos a pago, narimos parzi di sol duos ambitos, uno est ambitu scientifico, matematicus, sateru est ambitu de sa vide. Atral figuras chi de contorno, chi appunto inghiriano un vago a sa figura de Copernico, sono finzas a Keplero, appunto sa legges de sol movimentos de sos pianetas, ducas un'altra figura est cussa finzas de Tycho Brahe, appunto un sistema misto, chiamato appunto sistema ticonico, che è un ammisturo entre su sistema aristotelico-tolemaico e cussu appunto copernicano. Ma sa figura pro d'importo che ha dato un slancio nuovo a scienza moderna è proprio cussa de Galileo Galilei, che nasce a Pisa in su 1564 e morì in su 1642. Narimos chi contra a sol dogmas de sa Grecia issu rivendica da s'autonomia de scienza, creata in Deus, però distinguia da proprio sul duos ambitos. Sa Bibbia pro Galileu selbi de ischire come si anda da in chelu, come narra issu come si vadia in cielo. E si scienza invece selbi di a ischire come anda da su chelu, come va il cielo. Ducas una selbi di proprio a noldare su conforto spirituale, sattera, si scienza invece selbi a non narrare come istan sas cosas di su mondo. Issu rivendica da autonomia di scienza e si pone de contra a sa cosmologia aristotelica che sostiene sa diversità di struttura entre su chelu e sa terra. Ca ischimol bene che secondo sa concezione aristotelico-tolemaica narimos che sa terra fu di imperfetta, invece su chelu fu di perfetto, ducas fu di inconcepibile che sos corpos celestes teniano calchi imperfezione. Invece, grazie a sas osservazioni che Galileo ha fatto promore de su telescopiu, è stato possibile accertare che vinzas sa luna e sos pianetas tenene difettos e sono de sa matessi natura de sa terra. Ducas questa è stata di sicuro una scoperta manna a livello scientifico. In UE sa Bibbia narra Galileo pone appunto calchi veridade. Non tocca da, secondo issu, le aree commente verità assoluta su chi narra sa Bibbia. Mi spiego mezzo su. E sta narrare che Galileo narra che sa Bibbia narra da sal veritades de sa vide. Ducas si beste calchi cosa che contrasta da conscienza, su problema est interpretativo. In un passo de sa Bibbia si narra pure fermati o sole, frimma di o sole, ma questo non che narra che su sole si muove. O a su manco su chi inghiria da attundo a sa terra, che narrare appunto un'altra cosa che deve essere tornata a interpretare. Casi scienza, sas osservaziones, narrano appunto che non est su sole chi inghiria da attundo a sa terra, ma est su contrario, est sa terra appunto chi inghiria da attundo a su sole, a inghirio de su sole. E ducas abeste proprio una rivoluzione copernicana intesa proprio in questo senso, commente una sorta de mudonzu intre sul rapporto tra su chelu e sa terra. Pro sa teoria aristotelica su chelu fu di composto di un elemento divino, ducas a settere, chi non est soggetto a corruzione, questo a dimostrazione appunto che sos aristotelicos, sa dottrina precedente, considerai di su chelu come qualche cosa di perfetto. Pro Galileu chelu e terra sono de sa matessi natura. Issu lo dimostra da promore de sas osservaziones fattas con su telescopiu, in ue biede chi su sole e sa luna tenene manzas chi dimostrano s'identità di struttura intre su mondo celeste e su mondo sublunare. Galileo comunica da custas iscobertas in su Siderius Nuncius, quest'opera pubblicata in su 1610, e in ue proprio si può tradurre, voltare in italiano un ragguaglio astronomico, in ue appunto issu
a colle di tutte queste scoperte scientifiche e issu è considerato proprio fin a su fondatore della dinamica scientifica, che formula da legge supra al rutas ad esol gravese, sa seconda legge della dinamica e applicata in ambito astronomico su principio di inerzia. Su principio di inerzia lo conosciamo che un corpus tende a su status o de motto o de movimento o de quiete, finché accanto non beste qualche cosa che ostacola da questo stato, questa possibilità in qualche maniera. Sopra pro d'importo l'amos già mentovada de Galileo este gusta dialogo sopra i due massimi sistemi, su dialogo intre i due massimos sistemas ad su mundu, su sistema aristotelico tolemaico, su sistema copernicano, pubblicato in su 1632 in ue Galileo pone a confronto su sistema aristotelico e su sistema copernicano e in ue probuca de su personaggi salviati difendere sa teoria de Copernico. Pro sa difesa della teoria copernicana, Galileo, benedi processato da esa Grecia, est costretto a negare sa verità di questa teoria, ducas a abbiurare appunto questa teoria. Ammentiamo che questo dialogo si articola in batto dies e tre sono sos personaggi, sono già mentovato salviati che difende sa filosofia sa teoria di Copernico e poi si beste finza sa simplicio che è aristotelico e sa credo che va che dello pago de figura de mesu intre gustas due figuras, però è chiaro che sa credo è pruso da sa parte della teoria copernicana. Quest'opera è stata ovviamente posta in discussione, condannata a mezzo su da sa Grecia e Galileo ha una prima ammonizione in su 1606 che culmina da poi in su processo vero, verdadeiro, possiamo narrare in su 1632. Sul metodo scientifico di Galileo si fonda da sopra due principios, sal necessarias dimostraciones e sal sensadas esperienzias. In altre paraulas, pro fare scienza è necessario un momento razionale in cui si formulano le ipotesi e un momento sperimentale in cui l'ipotesi appunto viene verificata per medio dell'esperimento. Ducas, quando vediamo de necessarias dimostraciones e facciamo riferimento a su momento ipotetico, a su momento razionale mezzo. Quando facciamo appunto riferimento a sal sensadas esperienzias, noi statero che su momento appunto induttivo desi scienze sta a narrare su momento sperimentale. Ducas abeste proprio questa unione strinta entre esperienza e ragione in Galileo Galilei. Una figura che si colloca da un pago in mezzo a questa rivoluzione scientifica, ducas a Copernico, ma in particolare Galileo è stato su profeta di scienza, Bacone, Francis Bacon, questo autore inglese, è stato un pago su profeta della tecnica. Francis Bacon nasce a Londra in su 1561 e muore in su 1626. Scrive un'opera utopica intitolata Noa Atlantide, in cui teorizza un'isola mudata in un laboratorio sperimentale mannu, un paradiso della tecnica appunto. Bacone pensa che su fine delle scienze è scusso di arrivare al suo dominio dell'uomo sopra della natura e per questo è necessaria proprio questa unione tra scienza e sa tecnica. In un'altra opera intitolata Novum Organum, Bacone critica da sa logica ezza, questa di Aristotele, chiamiamo finza sabido, seppur in maniera sintetica, e fa una distinzione, una parzitura entre anticipazione della natura, che non tiene conto dell'esperimento e passa da cose particolari a cose universali, e interpretazione della natura che procede in maniera metodica e sena brincoso da cose particolari a cose universali. Pro l'ompere a scienza, dunque, è necessario bogare sos pregiudizios da sa mente che Bacone crama da idola.
chi sono de battlegenias. Bisogna idola tribus, specus, fori e teatri. No, stiamo in no che approfondire questo aspetto, però proprio sos pregiudizios che erano bogados proprio per rompere a scienza. Su metodo che imprea da Baccone è este gussu induttivo che anda da esas cosas particulares fins a rompere a sas cosas universales, a sas cosas generales. Pro gusto est necessario approntare esas taulas de presenza, de ausenza e de solgrados. In è bene indicato quando un determinato fenomeno si verifica, se non si verifica e in quale grado si verifica. Si rompe de gasi a una vindemmiazio prima, come intendata adesso, e sta a narrare una prima arregolta de soldatos, finzas a s'istanzia cruciale in cui si deve separare sa via giusta pro conoscere sa causa de su fenomeno. Bacone de salvator causas aristotelicas ammiti di solu sa causa formale ca solu sa forma iscoviada s'unidade de sa natura. In ogni fenomeno naturale beste si schematismo latente, che est si struttura de sos corpos considerados istaticos, e su processo latente, sa parola è tutto lunarada, che est su movimento de sos corpos chi lo zughede a sa realizzazione de sa forma, di questa forma. Su limite de Bacone è scussu de non è dato luogo a sa matematica, come ha fatto Galileo, che ha operato invece un processo di matematizzazione della natura. Ducas, se Galileo è presente proprio la matematica, in Bacone, questo è un limite della filosofia sua, la matematica non è presente. Un'ultima figura è questa di Newton, proprio in sanno della morte di Galileo, nasce in Inghilterra appunto Isaac Newton, sopra sua est Filosofia Naturalis Principia Matematica, pubblicata in sanno 1687 e serra appunto sedade della rivoluzione scientifica. S'unità intre matematica e fisica cominciata da Galileo, sighi con Newton. Issu studia da salflussiones, che sono mannesas che variano con continuità come sa velocità, s'accelerazione, paris con Leibniz, est su fondatore de su calcolo infinitesimale. Ma Newton est nodidu, supra de totus, pro sa formulazione della legge de gravitazione universale, che spiega da sa forza che tiene in sos pianetas in sas orbitas issoro e commente appunto sol graes che ruen a terra. Ducas amos un pagu acabadu questa rassegna, queste cose appunto filosoficas che pertoccano proprio sa rivoluzione scientifica e sal figuras eminentes, soprattutto de Copernico, Galileo e Newton, che sono stati un pagu si scheletro, si struttura di questa rivoluzione. Dio bol dau appuntamento a sa prossima puntata de Noesis Filosofia in Sardu, adiosu.